Cosa risponde a Lillo Miccichè che l'ha attaccata dopo l'intervento di Terravecchia sul centro storico? Lillo Miccichè sta al centro del mio cuore, io gli voglio bene, ne ho una stima enorme, ma sono costretto a sbugiardarlo e a fargli fare la peggiore figura della sua carriera politica. Il luogo dove noi siamo, questi ruderi, questo schifo, questa bellezza della visuale agrigentina, è il luogo dove dovrebbe sorgere quella che Miccichè chiama una scandalosa speculazione edilizia. Vero è che io e Lillo Miccichè ormai abbiamo una certa età, ma la memoria di Miccichè fa fortemente acqua. Oggi finalmente in questi luoghi così devastati ed abbrutiti del nostro centro storico si verrà a realizzare uno di quegli interventi per cui Lillo Miccichè, io, Mimmo Fontana, ci siamo battuti da anni. È chiaro che la riqualificazione del centro storico richiede due condizioni: fare case decenti per riportarvi i cittadini agrigentini, avere gli investimenti della mano pubblica, cioè della regione e dello Stato, che finanzino dentro il centro storico l'edilizia popolare. Finalmente abbiamo un intervento che vede lo Stato e la regione, assieme ai privati che ci mettono un bel po' di soldi, riqualificare il centro storico, togliere lo schifo che stiamo vedendo in questi ruderi, e Lillo Miccichè solleva questioni francamente scandalose e di lana caprina. Devo proprio censurare Lillo Miccichè. Se vuole facciamo un confronto televisivo, mettiamo anche le sedie qua, in modo che la gente capisce di che cosa stiamo parlando. Io da mesi sento Giovanni Taglialavoro mormorarsi e sollecitare i miei nemici politici ad intervenire per bloccare questo progetto. Le cose che ho sentito dire a Giovanni Taglialavoro, che non a caso Giovanni Taglialavoro è proprietario di immobili là sotto, ora le sento ripetere a Lillo Miccichè. Caro Lillo, qual è il problema? Che qui sono previsti dall'intervento che si sta venendo a realizzare, facendo lavorare decine e decine di operai dell'edilizia, residenze agevolate per i cittadini agrigentini, e tu vuoi che qui stiano gli anziani? Bene, se è così prevederemo che le case vengano date in via prioritaria agli anziani, e il problema che solleva Lillo Miccichè è assolutamente risolto. Ma Lillo Miccichè deve smetterla di dire sciocchezze e fare demagogia. Questa è una zona assolutamente e schifosamente degradata. Gli abitanti di queste case qua attorno qui non possono abitare in mezzo a questo schifo di degrado, e finalmente con questo intervento si viene a togliere il degrado. Io ringrazio gli imprenditori che stanno mettendo i loro soldi per fare le case nel cuore del centro storico, e da prossimo sindaco di Agrigento, a chi investe nel centro storico, a chi toglie queste schifezze, a chi elimina questo degrado, darò medaglie. Chiederò ad Andrea Carisi, che è il mio pittore preferito, di dipingere i loro ritratti e li metterò nel corridoio principale del comune di Agrigento, perché chi investe denaro nel centro storico di Agrigento ed elimina queste porcherie merita soltanto premi, altro che speculazioni di cui parla il mio amico, un po', come dire, andato al di là delle righe, per non dire altro, Lillo Miccichè.